Buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo nel Genovese, una zona super conosciuta. Precisamente ci troviamo al lago artificiale di Valnoci e vi diciamo come al solito come raggiungere questa zona. Ve ne do addirittura due. La prima, uscendo sull'autostrada 7 a Busalla, proseguirete per Casella, poi prima di Montoggio raggiungerete il paese di Casalino e subito dopo Casalino troverete una rotonda dove dovrete girare a destra e in 2-3 minuti raggiungerete anche la località di Tre Fontane e subito dopo, prendendo una deviazione a sinistra con scritto Caiasca e Lago Valnoce, raggiungerete questo bellissimo punto. La seconda invece un po' meno precisa, uscendo sull'autostrada 12 a Genova Est girerete a sinistra, poi dovrete raggiungere la località di Aggio da Molassani. In pratica questa località si raggiunge attraverso il lato sinistro del fiume Bisagno. Così da Aggio raggiungerete Creto e da Creto scendendo andando proprio in direzione di Tre Fontane, a un certo punto troverete la deviazione a destra per il lago Valnoci. Che gita faremo oggi? Oggi faremo una gita di circa 15 km dove partiremo da qua, raggiungeremo il paese di Caiasca, poi ancora salendo troveremo dei ruderi abbandonati diversificati e per poi raggiungere il paese di Noci. Da Noci raggiungeremo attraverso una strada larga l'Alta Via dei Monte Ligure e attraverso tratti di alta via e tratti alternati saliremo sui monti Candelozzo, Bastia, Lago e Alpesisa. E dal monte Alpesisa in modo molto veloce attraverso una discesa ritorneremo al lago Valnoci. Bene, ora l'alba è arrivata, la luce per camminare c'è, quindi possiamo partire e farvi vedere una zona veramente di altissimo livello dove mi auguro con tutto il cuore che ci verrete a camminare anche voi. A dopo. Il nostro punto di partenza è proprio un punto sul lago Valnoce, quello lì è il monte Alpesisa, e la nostra prima direzione sarà questa strada asfaltata che in pochissimo tempo ci porterà al paese di Caiasca. Il paese di Caiasca. Qui da Caiasca dovete stare attenti, seguite praticamente il senso della strada che continua con questo sentiero. Eccole qua le prime case abbandonate, precisamente queste sono chiamate le case Veige. E con le case Veige alle spalle, attenzione a questo bivio, da non sbagliarvi. Dobbiamo andare sulla sinistra, questo sentiero a destra non lo consideriamo. Run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you.
Arrivati a questo punto ci congiungiamo con un altro sentiero. like I was told. You the only Questo è il sentiero che arriva da Caiasco e noi giriamo di qua. It's been so cold since you have been gone. E queste sono le case Borgosecco. Andiamo a vedere. You the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the clouds where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you. Quello lì praticamente è il crinale che faremo sulla nostra via di ritorno. Quello lì un po' più alto è il Monte Alpessis, quello prima è il Monte Lago. E laggiù c'è il mare. Dopo aver visto le case Vege e le case Borgosecco, ora ci avviciniamo alle case Teitin. Siamo arrivati alle case Teitin. E questo è il versante montano tra Montoggio e Torriglia. Fate molta attenzione a questo bivio. Qua intanto vi facciamo vedere i cartelli. Noci, Montevano, Monte Candelozzo. Questo è un sentiero e a noi non interessa. Invece quello che interessa a noi è questo qua. Dopo essere arrivati da lì, qui abbiamo di fronte due strade. Questa qua a destra è quella che faremo adesso, che in 2 o 3 minuti ci porteranno. Poi torneremo qua e riprenderemo questa serata larga che ci porterà in direzione dell'Alta Via dei Monti Liguri. Adesso andiamo giù di qua. Il paese di Noci.
Siamo arrivati alla sala del Monte Carmo e questo è proprio un bel incrocio. Vi facciamo vedere un po' di sentieri diversi, compreso quello che faremo noi. Questa è la serata larga che abbiamo fatto prima, che rifaremo perché dobbiamo tornare un po' indietro, che va verso Noci e continua in direzione proprio di Capenardo. Diciamo che gli abitanti di Noci per venire a trascorrere un po' di tempo li devono passare di qua con mezzi adeguati, quindi l'alta via dei Monti Liguri in direzione della Scoferra continua di qua. Praticamente qua sopra c'è il Monte Carmo. Invece torniamo un attimo indietro dalla strada dove siamo arrivati e vi facciamo vedere i due sentieri vicini. Pratica l'alta via si passa di qua e si prosegue, invece per salire sul monte Candelozzo, che non ci sono mai stato, passiamo di qua. Ragazzi, questa è la vista nei pressi del Monte Candelozzo. Monte Candelozzo un po' più avanti. La croce del Monte Candelozzo intorno questo. Adesso ripartiamo e in 5 minuti raggiungiamo il Monte Bastia. E questa è la vista dal Monte Bastia. Qui dal Monte Bastia, per collegarsi all'alta via dei Monti Liguri, dovete fare molta attenzione perché dobbiamo prendere questo sentiero secondario. Non di qua, ma di qua. Dopo un tratto di sentiero un po' avventuroso, perché sentiero tra Monte Bastia e l'alta via dei Monti Liguri era un po' sporco, beh, adesso ci troviamo proprio sull'alta via dei Monti Liguri. Il nostro obiettivo adesso è raggiungere la sala del Monte Lago, dove ci sono un po' di incroci importanti. Vi faccio vedere questo punto importante, che non è difficile, però vi può servire. Qua questo è un punto classico dell'alta via dei Monti Liguri. Volevo farvi vedere questo punto perché di qua c'è un altro sentiero che porta al Monte Bastia. Il borgo di Canate sotto il monte Alpesisa.
Siamo praticamente arrivati alla sella del Monte Lago. Questo tavolo ne usufruiamo subito. L'alta via prosegue giù di qua. Qua c'è la deviazione per andare a Canato di Marsiglia. Invece noi, per andare sul Monte Lago e sull'Alpe Sisa, passiamo di qua. E adesso per andare verso il monte Alpe Sisa andiamo giù di qua. Ancora il paese di Canate. Vi faccio un attimo vedere questo pezzo di percorso perché allora si fa in modo abbastanza tranquillo. L'unica cosa è bisogna stare attenta a non prendere delle storte perché, come vedete, il sentiero è segnato, si vede, però è anche abbastanza stretto, quindi bisogna usare giuste cautele per evitare delle storte. Ragazzi, qua devo comparire un secondo perché mi trovo di fronte all'ultima salita della giornata e questa è una vera salita, ve la faccio vedere. Lì c'è ancora il lago Valnoci e affrontiamo questa brevissima discesa e poi ci arrampichiamo fino sul Monte Alpe Sisa. Siamo ritornati sull'alta via e adesso facciamo il pezzetto corto che ci porta alla gola di Sisa. Siamo praticamente arrivati alla gola di Sisa. In quella direzione c'è per un pezzetto, forse fino a quel cartello giallo là, l'alta via che comunque prosegue. Poi intorno a quel cartello giallo c'è anche un altro sentiero che porta a San Martino di Struppa. Noi invece giriamo di qua. Qua ci sono due sentieri. Quello a sinistra va a Tre Fontane, diciamo serve per andare a Tre Fontane, ti puoi anche raccordare con Lago Valnoci, però quello più diretto per il Lago Valnoci è questo qua. E dopo essere passati dentro il paese di Sanguinetto facciamo l'ultimo pezzetto che ci porta sul lago.
Allora, spero intanto che vi sia piaciuta questa gita e che vi possa portarci. Diciamo che non può non piacere, perché con un lago così e con dei monti e dei panorami come vi ho fatto vedere, difficilmente credo non vi possa piacere. Da cosa è stata caratterizzata, diciamo, la gita così, ovvero dai borghi abbandonati all'inizio, dopo Caiasco, ovvero le case vecchie, Brugo Secco, le casitetti, in poi, dopo essere passati da Noce e raggiunta l'alta via dei Monti Liguri, mettiamola così, e lì è iniziato lo spettacolo puro, perché essere saliti sul Monte Candelozzo, il Monte Lago Alpesisa, tutto attraverso panorami di altissimo livello. A proposito di questi monti qua, allora la gita è più o meno, ora poi farò il conto preciso, di 15 km con 800 metri di dislivello, quindi chi è abituato a camminare sa comunque un dislivello di un certo tipo. E quindi non adatta a tutti, diciamo, chi è abituato a camminare nessun problema, diciamo, chi è abituato a camminare fa con piacere la salita dell'Alpesisa, però ripeto, non è adatta a tutti a livello di pendenze e difficoltà, neanche a chi non camminano, è inutile neanche dirlo così, ma neanche a chi magari cammina poco, fa percorsi senza problemi, tipo come c'è tanta gente qua che fa il giro del lago Valnoce, anzi veniteci che io non ho potuto farlo. Iscrivetevi al canale che date l'opportunità alle persone a far conoscere i miei video, a farli passare delle belle giornate. Poi se avete delle domande da farmi, fatemele pure, perché fa sempre piacere rispondervi. E guardate la traccia sviluppata come sempre, perché soprattutto nella prima parte i sentieri si intrecciavano, però vabbè, bastava tenere la sterrata larga per un pezzo così. E con voi ci vediamo alla prossima gita.